Le romantiche visioni del pittore fiorentino Andrea Alfani approdano sabato 17 novembre 2018 a Rock Art Gallery, la galleria diretta dal giovanissimo gallerista Fabio Rocca, che sempre più spesso ci convoca qua nella sede della galleria per proporre ai nostri telespettatori le inaugurazioni delle mostre degli artisti che seleziona. Anche un paio di settimane fa eravamo qua per un'altra interessantissima mostra e non da meno è la odierna inaugurazione che ci propone le opere di Andrea Alfani, un artista, pittore, disegnatore, ritrattista che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere nel corso dell'anno e ovviamente anche a apprezzare, perché è stato presentato ai nostri telespettatori da critici d'arte d'eccellenza. Ricordo uno per tutti, Pier Francesco Listri, che salutiamo, la professoressa Anita Tosi, la dottoressa Daniela, la dottoressa Gentilini, la dottoressa Pronesti. Quindi i maggiori critici e storici dell'arte della nostra regione si sono occupati delle romantiche visioni di Andrea Alfani, che devo dire è un artista che è rimasto fedele alla sua linea e per questo merita un encomio, perché spesso gli artisti abbracciano un po' anche le correnti che vanno di moda. Allora Fabio, come sei entrato in contatto con Andrea? L'amicizia che è nata con Andrea, bene o male, da 1 anno e mezzo. Ci siamo conosciuti qua in galleria perché ovviamente, essendo un amante dell'arte, pittore, artista, è venuto a vedere per curiosità questa galleria e da lì ci siamo conosciuti ed è iniziato questo percorso. Lui espone in permanenza con qualche opera sempre qui in galleria nella mostra collettiva e oggi per la prima volta inauguriamo la sua prima mostra personale alla Rock Art Gallery. Allora, prima di passare a Andrea il microfono per la presentazione delle opere, vorrei che tu invitassi i telespettatori, ovviamente ricordando che l'accesso alla galleria è libero a tutti, la sede è in Via delle Ruote, siamo all'angolo con Via San Gallo. Esatto, la mostra durerà fino al 9 dicembre, gli orari di apertura sono dal martedì al sabato, dalle ore 10:30 all'1:30, dalle 2:30 alle 7:30. Come sei approdata al romanticismo? In quale epoca della tua vita ti sei innamorato di questa corrente e ovviamente delle sue interpretazioni sia filosofiche, pittoriche, poetiche anche? Allora, innanzitutto saluto i nostri gentili telespettatori, mi conoscono penso, perché chi segue sempre Toscana TV mi hanno visto altre volte. Allora, cosa devo dire? Ho scoperto di essere romantico come? Allora, non subito, io ormai sono più di 26 anni che dipingo, quindi all'inizio io facevo un genere di pittura un po' diverso da quello che si vede qui, però poi ho capito nel proseguo degli anni che in effetti anche questi quadri primi che facevo erano riconducibili un po' a questa poetica di tipo romantico. Come ho fatto a scoprirlo? Un giorno mi ricordo, ero in una libreria d'arte e sfogliando un libro d'arte mi cadde lo sguardo sulla foto di un dipinto per l'appunto di Friedrich, che è un pittore tedesco romantico di fine Settecento, però non lo conoscevo. Per cui ho guardato questo quadro senza neanche guardare chi l'avesse fatto. Mi sono innamorato subito di questo quadro, ho sentito proprio un'attrazione forte, interiore. Sicché ho detto, ma voglio sapere perché mi succede questo, cioè come quando uno si innamora, no? Uguale. Allora ho fatto degli studi, ho guardato un po' la filosofia romantica dell'epoca, no? Quindi ho studiato Friedrich eccetera, e in effetti man mano più che studiavo e più che io mi ci rispecchiavo in questo modo di sentire romantico, e a tal punto che poi alla fine ho detto, ma io sono veramente romantico, è nato così insomma. Quindi è un romanticismo riadattato in qualche modo ai giorni di oggi, quindi se si vuole moderno, e niente, ho cominciato a dipingere in modo più mirato, dicevo, queste figure che Friedrich faceva, però lui le faceva sempre viste di spalle. Io invece ho voluto cambiarlo, ho fatto viste anche frontali, no? Per cui si vede benissimo i volti eccetera, però sono partito da lui. Adesso negli ultimi tempi sto facendo a meno anche della figura umana, infatti nel dipinto che è qui all'ingresso, è l'ultimo che ho fatto, non ha la figura umana, e da questo momento in poi non credo che la metterò più la figura umana. Può capitare delle volte, perché questa figura umana in qualche modo era messa lì
per in qualche modo spiegare all'osservatore il modo col quale doveva osservare il dipinto più Sembra possibile. quasi che tu voglia proporre all'osservatore un mondo altro, un mondo alternativo alle brutture quotidiane che bene o male siamo tutti costretti a subire. Questo E quindi anche un monito, un messaggio, un invito a moderarsi. C'è un discorso di armonia all'interno dei dipinti, di equilibrio a livello compositivo, e questo secondo me è quello che può dare l'idea di bellezza, no? Per me l'arte non si può scindere dal discorso della bellezza, quindi l'armonia all'interno del dipinto ci deve essere, l'equilibrio è alla base della bellezza. Vabbè, poi il messaggio che voglio dare logicamente certo è di serenità, perché l'armonia ha serenità, no? Per cui sembra un mondo altro rispetto a quello che stiamo vivendo attualmente. In che percentuale la spiritualità, la tua religiosità entra nei quadri? Anche se è sempre sottesa, non è mai evidenziata. È molto alta la percentuale, soprattutto in questi ultimi dipinti. La si legge nella luce. La luce è un elemento proprio distintivo dei quadri più recenti, e questa luce bianca, perché generalmente questa luce è quasi sempre bianca in tutti i quadri. Il bianco perché non è un colore, però per intendersi il colore che unisce tutti i colori dello spettro solare, e quindi rappresenta una sintesi. E mi rappresenta in qualche modo l'assoluto, rappresenta Dio, perché Dio io lo vedo come l'assoluto, come un qualcosa, un ente in cui tutto sussiste. Quindi il bianco mi simboleggia bene questo discorso dell'infinito di Dio, che è alla base della poetica romantica, della filosofia romantica. I visitatori delle mostre come reagiscono ai tuoi quadri? Cercano di assimilare dai tuoi quadri cosa è come un assetato che si abbevera a una fonte di acqua pura. Che in genere mi dicono che comunicano molta serenità, e questo va benissimo perché quello che voglio trasmettere, è una delle cose che voglio trasmettere, e c'è anche questa profonda spiritualità. Ecco, perché sfumi sempre? Non ci sono mai colori aggressivi, forti, invadenti? Perché tendo alla sintesi. E quindi dai anche un taglio onirico perché sembrano sogni materializzati. Sì. Allora, il discorso del perché non ci sono colori aggressivi, perché all'interno del quadro, per un discorso di equilibrio, se ci fosse un colore più forte mi sbilancerebbe sul colore più forte, per cui i colori sono più o meno tutti della stessa tonalità, non ci sarà mai un colore che spicca rispetto agli altri, e questo vale anche a livello compositivo, cioè la composizione è molto equilibrata, non ci sarà mai una cosa all'interno rappresentata del dipinto che in qualche modo assorbe l'attenzione dell'osservatore più di tanto. Il quadro indirettamente vuole alludere all'infinito, come facevano i vecchi romantici del Settecento, ci mettevano all'interno del quadro simboli anche opposti fra di loro, perché siccome in Dio sussiste tutto ci sono anche gli opposti. Allora, prima di concludere, vorrei che Fabio invitasse i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra, ricordando l'indirizzo della Rock Art Gallery, ricordando la durata della mostra e soprattutto gli orari in cui sarà possibile accedervi. Sì, la galleria, come poco fa abbiamo accennato, si trova all'angolo in via San Gallo, esattamente in via delle Ruote 6 Rosso. La mostra durerà fino al 9 dicembre e gli orari di apertura sono dalle 10:30 di mattina fino alle all'1:30, riapriamo alle 2:30 e chiudiamo alle 7:30 dal martedì al sabato, e ogni prima domenica del mese siamo aperti il pomeriggio, quindi per chi potesse, non potesse durante la settimana anche può approfondire. Esatto. Bene, grazie a Fabio Rocca, giovanissimo e coraggioso gallerista fiorentino, grazie al maestro Andrea Alfani che si ripropone con questa mostra a uno dei massimi livelli di espressione artistica della nostra regione, e un invito ai nostri telespettatori a non perdere l'occasione di visitare la sua mostra personale.